Nella grande area commerciale di Ponte nelle Alpi, all'ex Comedil, è arrivato il grande giorno. Domani l'apertura del Decathlon. Decathlon annuncia nuove assunzioni. L'azienda ha ricevuto 200 candidature di giovani e il sindaco Vendramini commenta: completata la riqualificazione dell'ex Comedil. Leggiamo subito il primo paragrafo dell'articolo di Enrico De Col. Domani è la giornata inaugurale del nuovo punto vendita Decathlon Pontalpino di Ponte nelle Alpi. Il taglio del nastro è previsto alle 10 con la presenza delle autorità e il negozio poi aprirà ufficialmente alle 11. Si tratta del 13° punto vendita in Veneto della società specializzata nella vendita e noleggio di articoli sportivi a 360 gradi, il primo in assoluto in provincia di Belluno. E con questo abbiamo aperto la rassegna stampa di oggi, la rassegna stampa di Radio Piave in Blu, come sempre condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo, oggi che è giovedì 22 aprile. Con questa notizia, perché è una notizia rilevante, è stata rimandata per mesi l'apertura di questo importante soggetto commerciale che sbarca in provincia di Belluno, per mesi, perché per via del Covid, per via del coronavirus, che ha di fatto bloccato tutto, anche questo tipo di attività. È logico che una presenza così ridisegna un po' il panorama del commercio, degli articoli sportivi in provincia di Belluno, perché l'arrivo di un Decathlon segna un momento molto importante anche in negativo. C'è anche il fatto positivo, appunto, delle numerose assunzioni legate a questo arrivo. La notizia, come vedete, è lanciata sotto la testata del Corriere delle Alpi in prima pagina: Decathlon sbarca nel bellunese, pronte altre assunzioni a Ponte nelle Alpi. Il titolone di prima pagina del Corriere delle Alpi è questo: via la quarantena per i turisti. È un virgolettato, è una richiesta, è la richiesta di Luca Zaia al governo di aprire agli stranieri, altrimenti si affossa la principale ricchezza del Veneto, dice il presidente della regione. Sulle difficoltà, chiamiamo così, di dialogo tra la Lega e il governo Draghi, di cui la Lega fa parte, vedremo che c'è l'apertura anche del Gazzettino, perché alla fine il governo ha deciso che resta il coprifuoco alle ore 22, non si passa alle 23. Ci sono state altre aperture del governo, la più importante di tutte è quella sulle scuole, però su questo punto si è voluto tenere ferma la possibilità, insomma, di espandere il contagio nelle serate. Salvini si è arrabbiato, se l'è presa. Zaia ovviamente difende Salvini, ci sono anche ragioni di partito, insomma. Zaia che dice che bisognerebbe come dire, dare dei segnali di maggiore apertura, comprensione, cambiamento. Dall'altra però ha chiesto per esempio misure rigorose e le ha attuate in questi mesi, quando noi Veneto abbiamo avuto la scuola sempre al 50%, mentre sarebbe stato possibile averla anche con una percentuale più alta in presenza. Allora, su questo c'è il titolo sulla sinistra, in apertura del Corriere delle Alpi: il decreto, il coprifuoco resta alle 22, e la Lega si è astenuta sul voto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo decreto sulle riaperture. Draghi ha detto no allo spostamento del coprifuoco alle 23 e la Lega si è astenuta. Il limite delle 22 resterà in vigore almeno fino al 1° giugno, quindi svanisce la possibilità, che era stata intravista dai ristoratori, di poter avere almeno un periodo, pur all'aperto, insomma, più lungo di servizio ai clienti delle serate. Belluno: presto bruciati gli appuntamenti per il vaccino ai settantenni, prenotati 1500 posti in 2 giorni per vaccinare gli anziani tra 70 e 79 anni. Già prenotati, ok? Tutti spariti i 1500 posti messi a disposizione. Questo è un grande segnale, perché significa che la nostra popolazione, gli anziani soprattutto, insomma, che sono i diretti interessati, ha capito che l'unico modo per difenderci in modo sicuro, serio, dal vaccino, oltre alle distanze, oltre alle mascherine, oltre all'igiene, è quello di vaccinarsi, insomma, è la vaccinazione. L'abbiamo detto, tra i 70 e i 79 anni
abbiamo detto e ripetuto più volte, c'è stata la maggior quantità di persone decedute in Italia nei mesi della pandemia che ci accompagna da 1 anno e mezzo, quindi è giusto, è ovvio che in questa classe di età si provveda alla vaccinazione quanto prima. L'ULS 1 ha attivato 650 posti, oltre i 300 di martedì, e sono già in esaurimento. Per questo ne ha aggiunti altri 600 e che fa 1350. No? L'appello, la scuola veneta, subito in aula tutti gli studenti della maturità. Da lunedì le superiori apriranno per il 70% dei ragazzi. Carmela Palumbo, dirigente regionale, chiede che tornino le quinte, che le quinte possano stare a scuola, era una delle ipotesi già presentate nei giorni scorsi. Trentenne di Cortina, nei guai fa innamorare l'anziana, regali per 350.000 euro, occhi dolci all'anziana cliente, e così il commesso di una boutique di abbigliamento di Corso Italia a Cortina ha conquistato una turista milanese di 85 anni, ma il trentenne di Cortina adesso ha bisogno di un buon avvocato, e non solo lui, anche i suoi genitori, un amico e una notaia di Milano. Dallo stile riconoscete che la firma è Gigi Sosso, che ha il suo modo inconfondibile di raccontarci le notizie di rilevanza giudiziaria. Altri titoli di questa prima pagina: ristoratore si gioca i 25.000 euro di aiuto per i dipendenti. Questo è un dramma, questo è il dramma del gioco. 25.000 euro di aiuti per i dipendenti che lui ha tentato di moltiplicare giocandoseli, ma prima ancora che di moltiplicare, chi è vittima purtroppo del gioco lo fa perché c'è una dipendenza, insomma, senza neanche ci sia uno scopo, forse l'inizio, ma dopo non è più quello il problema. Belluno, fuga dai licei, per così dire licei, allerta dell'ENAIP, bussano qui ma sono troppi, decine di studenti dai licei vorrebbero emigrare all'ENAIP, impossibile accoglierli tutti. Allora, il titolo che accompagna la fotografia di prima pagina, con una funivia e un ciclista che sta per salire sulla cabina: funivie al verde, aziende e regione per lo slittamento delle revisioni. Anche questa volta è un articolo a firma di Francesco Dalmas, che produce tantissimo per il Corriere delle Alpi. Ciclismo, il Giro d'Italia U23, cioè Under 23 per quelli che non hanno ancora 23 anni, si decide nella tappa Cavalese-Nevegal. Ancora grande ciclismo in provincia, dopo la tappa del Giro Grandi del 24 maggio che arriverà a Cortina, aggiungiamo attraversando molta parte della provincia di Belluno e entrando in provincia dalla parte dell'Alpago. Venerdì 11 giugno il Giro Under 23 arriverà a Pianlonghi dopo aver affrontato il Passo Vallès, la Val Cantuna e il Giro del Lago di Santa Croce, quindi anche su percorsi che il ciclismo amatoriale in provincia di Belluno frequenta da molto tempo. Andiamo a vedere le pagine del Corriere delle Alpi, poi anzi dai, vi mostro subito la prima del Gazzettino, dove appunto, come vi dicevo, anche sul nazionale ma anche qui sul locale l'attenzione è rivolta con grande rilievo ai problemi della ristorazione. Bar e ristoranti, metà restano chiusi, le incognite meteo costringono molti a rinviare l'apertura. Roma, della FIPE, troppe variabili, in provincia sono tutti disperati, e Prest del Tivoli, a Venezia è diverso, ma qui a Cortina non basta una coperta per poter pranzare all'aperto. Lo sanno benissimo i nostri amici altoatesini, che contro la volontà del governo hanno introdotto il pass verde, mi pare che si chiami, che è il Green Pass, che è un documento sostanzialmente che permette di andare a cenare e a pranzare al chiuso nei ristoranti. Il governo non lo vuole, infatti adesso bisognerà vedere come va a finire, però in pratica è quello che viene chiesto anche nella nostra provincia, dove effettivamente non è che puoi pensare, si è svantaggiati a Roma, probabilmente puoi tenere aperto, puoi far pranzare la gente fuori o cenare la gente fuori. A Belluno è quasi impossibile, almeno finché non sarà agosto. Dunque, il lancio di questa notizia è questo: non sarà proprio una ripartenza, la metà dei ristoratori nel bellunese terrà le serrande abbassate. Al meteo d'altra parte non si comanda, davanti alle temperature ancora rigide e tutt'altro che primaverili di questi giorni non c'è bisogno economico né desiderio di tornare al lavoro che tenga. Pranzare all'aperto a fine aprile nel bellunese è da temerari. Come si fa a raccogliere le prenotazioni così? Chiede Rossana Roma.
presidente di FIPE Confcommercio Belluno, cioè la categoria. Qui sono tutti disperati e Prest del Tivoli rincara. A Venezia è diverso, da noi le temperature sono più rigide, non basta una copertina messa addosso alle gambe, no? Ci sono problemi di un'Italia che è fatta in modi molto diversi e i provvedimenti generalisti spesso non vanno a coprire le necessità locali. Vaccini, posti per i settantenni subito esauriti, previsti altri 600, l'abbiamo già detto prima. In poche ore sono stati esauriti 350 posti a disposizione per i settantenni. Nel pomeriggio, alla luce della disponibilità aggiuntiva, sono stati aperti altri 600 posti. Obiettivo arrivare al 70% con almeno una dose entro la fine del mese. Il titolo tremendo sulla vicenda che abbiamo già visto anche sul Corriere, le prime pagine oggi sono simili appunto per tipo di titoli. Contributi Covid bruciati al gioco, Feltrino denunciato. Anziché usare gli aiuti per sostenere la sua pizzeria, li avrebbe spesi online, problema molto serio. Feltre, ricatto sessuale ad una barista, in 16 a giudizio. 16 uomini feltrini di fronte al giudice per frasi sessiste nelle chat e porno vendetta. Avrebbero condiviso le foto di una barista 27enne di Feltre. Noi ricordiamo anche da qui che esistono adesso, per fortuna, delle leggi che vanno a colpire, che vanno a punire questo tipo di atteggiamenti che sono assolutamente intollerabili, e quindi con fiducia le donne e i testimoni vadano a denunciare questo tipo di pratiche che sono assolutamente da condannare. Un titolo importante, noi viviamo così in questa angoscia del coronavirus, però in provincia è successo molto altro e ci sono anche delle buone notizie che riguarda in questo caso il dopo Vaia, i progetti di Veneto Strade, l'attenzione ai siti a rischio valanghe. Bene, pensate che si aprono nuovi cantieri per 42 milioni di euro. Questa è una cosa importantissima, perché non si tratta soltanto di veder mettere a posto quello che Vaia ha rovinato, ma qui è in ballo la costruzione della nostra nuova sicurezza. Come abbiamo già detto tante volte, se non ci fossero state in provincia di Belluno, non fossero state presenti attive le opere realizzate dopo il 66, dopo l'alluvione del 1966, Vaia avrebbe creato un disastro doppio, chissà con quanti morti. Ecco, adesso quello che si sta costruendo in provincia di Belluno serve a mettersi al riparo per il futuro, quindi non è solo un tirar sugli alberi, è mettere le premesse perché viviamo sicuri nella nostra provincia. Sicurezza di abitati, siti produttivi e viabilità, dice la didascalia, sono i tre grandi fronti su cui sta lavorando Veneto Strade per riparare i danni provocati da Vaia. 13 milioni sono già stati investiti e altri 42 sono sul tavolo per far fronte anche alle valanghe. L'approfondimento è di Raffaella Gabrielli, che salutiamo anche da qui. Ciao Raffaella. Dunque, Valbelluna, Idea Standard in pericolo, 500 lavoratori e il marchio. Pensate un po', noi abbiamo in mente la vicenda della CC, adesso si sta a grandi passi consumando un'altra crisi enorme in Valbelluna, quella dell'Idea Standard. Qui i lavoratori non sono 300 ma 500 e c'è anche in dubbio la sopravvivenza del marchio. Allora, i lavoratori dell'Idea Standard di Trichiana e le organizzazioni sindacali territoriali ieri hanno manifestato a Milano sotto la sede della multinazionale, 2 ore di presidio e nessuno è sceso per incontrarli. Soffiano forte i venti di chiusura e la possibile dismissione anche dello storico marchio Ceramica Dolomite, che era stato acquisito appunto dall'Idea Standard. Sotto accusa i fondi di investimento disinvestono, scusate, e puntano sul calcio. Eccolo qui. Quante volte abbiamo detto di questo problema? Quando una multinazionale, specialmente se fa capo dal punto di vista finanziario ai fondi di investimento, cioè alla finanza e non all'industria, quando una multinazionale sbarca in provincia, poi è difficilissimo contrastare, discutere, ragionare su scelte che vengono prese lontano e che il più delle volte non permettono un dialogo con la realtà locale, economica e sociale, perché i fondi di investimento purtroppo pensano solo al profitto finanziario. Se vedono, la battuta qui è nel testo, no? Se vedono che conviene di più investire, lasciatemi l'esempio, nella Juventus, investiamo nella Juventus, non
non nella ceramica dolomite. Ecco, purtroppo ragionano così. E quante volte noi, anche all'Amico del Popolo, vedendo lo sbarco in provincia di multinazionali, abbiamo sempre sollevato un po' il sopracciglio dicendo ma speriamo bene, insomma, ecco. Belluno, violenza sulle donne, emergenza nel lockdown. E qui torniamo al titolo, se volete, che abbiamo visto in basso prima, no? Sempre sulla prima del Gazzettino di Belluno. Contributo straordinario della provincia a Belluno Donna. Nel 2020 sono 159 le donne che hanno chiesto aiuto al centro antiviolenza. 159 donne bellunesi che hanno chiesto aiuto. Rispetto a 15 anni fa, quando il centro aprì, Centro Belluno Donna, si è registrato un aumento, sentite, del 238%. Torniamo a quello che si diceva prima. Ci sono anche leggi che oggi permettono di contrastare questi fenomeni, leggi e disposizioni, la creazione per esempio di alloggi sicuri per chi denuncia. Questa è una cosa importante da sapere, che ribadiamo: se una donna è oggetto di violenza in casa propria fa fatica ad avere il coraggio di denunciare, anche perché dice dopo cosa faccio, devo tornare qui. Ecco, invece ci sono situazioni di protezione che permettono di rivolgersi con fiducia al centro antiviolenza, ai carabinieri, alle strutture che sono preparate per far fronte anche alle emergenze poi che si creano di questo tipo quando si ha il coraggio di denunciare. Però appunto c'è questo dato che fa pensare, no? 238% in più. La piaga si è aggravata, la piaga della violenza sulle donne si è aggravata con il lockdown che ha trasformato le mura di casa in una gabbia infernale per molte donne bellunesi. A dirlo sono i dati resi noti dal centro di aiuto guidato da Anna Cubattoli. Poi andiamo a vedere qualcosa di questo articolo perché ci sembra particolarmente interessante. Altri due titoli però su questa prima che andiamo a vedere: Gosaldo, non portateci via i carabinieri. Le firme ormai sono verso quota 1000, cioè praticamente tutti, quasi 900 firme a difesa della stazione dei carabinieri di Gosaldo sono pronte per essere consegnate al prefetto Mariano Savastano, il nuovo prefetto. Comune e abitanti hanno lavorato sodo per scongiurare l'ipotesi annunciata dall'Arma di chiudere il presidio. Siamo contrari, aveva ribadito all'unanimità il Consiglio Comunale straordinario. Borca di Cadore, altro titolo: depuratore del BIM GSP, l'avete visto anche ieri sull'Amico del Popolo, www.amicodelpopolo.it. Sono ripresi i lavori di costruzione del nuovo depuratore a servizio del comune di Borca di Cadore, BIM GSP, con un investimento da 4 milioni di euro, cofinanziato dalla Regione Veneto per 1,1 milioni di euro e dal Consorzio di Bacino Dolomiti Bellunesi per 280 mila euro, ha riavviato il cantiere in località Salieto, in prossimità del ponte di Villanova. Allora, andiamo avanti, ma io vorrei appunto andare a vedere quell'articolo sulla violenza sulle donne. In seconda, titolo: ristoranti apre 1 su 2, è una disperazione. Avanti, vaccino subito esauriti e ripristinati i posti disponibili per i settantenni, come abbiamo detto. Poi arriviamo a pagina 5 e qui c'è l'articolo di cui vorrei veramente che leggessimo qualcosa: emergenza violenze in casa, più 238% in 15 anni, come dicevamo, no? Allora, la provincia, come abbiamo detto, ha offerto un contributo a Belluno Donna, che è questo centro che raccoglie molte di queste segnalazioni, confronto impietoso con il 2005. Il lockdown ha trasformato spesso le mura di casa in una gabbia infernale. La proposta di Vendramini e Scopelli, due sindaci: ogni comune potrebbe contribuire con una quota pro capite al centro. Allora, contributo straordinario della provincia a Belluno Donna. Nel 2020 sono 159 le donne che hanno chiesto aiuto al centro antiviolenza. Appunto, abbiamo letto nel lancio queste frasi, no? Dal 1 dicembre 2004 al 31 dicembre 2020 il centro antiviolenza è stato contattato, pensate, da 1229 donne. 1229 donne per 1188 di casi di violenza subite. Confrontando il numero di chi aveva chiesto aiuto nel 2005, anno di apertura del servizio, con quello del 2020 si osserva la percentuale da paura che si diceva, 238%. Non è detto che sia aumentato il numero delle violenze, è anche aumentato il numero di chi denuncia. Gli interventi a sostegno delle donne che si sono rivolte al centro sono aumentati di quasi 6 volte, 578% in più. Anche alla luce di questa tragica fotografia del fenomeno, in provincia, a Palazzo Piloni si è deciso di stanziare 10.000 euro per l'attività di Belluno
di Belluno Donna. Vi leggo l'ultimo paragrafo. Comuni in prima linea, l'articolo di Alessia Trentin, lo stiamo prendendo dal Gazzettino di Belluno. Quello della violenza di genere è un problema quanto mai attuale e critico anche nella nostra provincia, spiega il consigliere Vendramini. Proprio per questo vogliamo coinvolgere tutti i comuni e arrivare alla consapevolezza della questione. Non possiamo nasconderci, soprattutto dopo un anno, il 2020, che è stato critico per le donne vittime di violenza, perché il lockdown spesso ha trasformato le mura domestiche in una vera e propria gabbia. Lo confermano i dati del report di Belluno Donna. E il centro, da parte sua, recepisce con gratitudine il fondo che servirà per continuare a portare avanti l'attività anche alla luce del maggior impegno sopravvenuto negli ultimi mesi. Dal lockdown in poi, quando per molte donne l'incubo della violenza domestica si è acutizzato e le richieste di aiuto al team della Cubattoli sono aumentate. Mantenere un centro antiviolenza costa davvero molto, commenta la presidente di Belluno Donna Anna Cubattoli. Riteniamo sia una scelta politica importante riconoscere l'attività dell'associazione e anche la presenza del problema sociale, che è molto grave nel nostro territorio. Durante l'emergenza Covid, consapevoli del serio rischio di isolamento in cui le donne confinate in casa con partner violenti potevano andare incontro, ci siamo rapidamente organizzati, dice ancora Cubattoli. L'attività del centro non è mai stata sospesa, l'ascolto è stato garantito, i colloqui personali sono stati sostituiti dai colloqui telefonici. Nel 2020, anche a causa del lockdown, abbiamo registrato un calo delle richieste di aiuto da parte di donne nuove, tra virgolette, e un incremento delle richieste di supporto da parte delle donne già in carico, che quindi hanno sofferto tra le mura domestiche degli atteggiamenti violenti dei loro partner. Allora, volevo sfogliare velocemente, come dicevamo, un po' del Corriere delle Alpi, poi chiudiamo qui questa rassegna. Decreto riaperture, sì, tra le polemiche, la Lega non vota e ora vacilla il governo. Beh, su questo appunto torniamo, scusate un attimo, torno alla prima pagina del Gazzettino Nazionale, perché il titolo poi, come vi dicevo prima, è su questo: coprifuoco, strappo della Lega, Draghi decide di lasciare il limite serale alle 22 fino a giugno, il Carroccio si astiene sul decreto, Zaia bene sulla scuola, ma ci aspettavamo misure più morbide, bisognava dare un segnale. È chiaro che Zaia non può che coprire il capo del suo partito in questo caso, insomma, ecco. Sempre sulla prima del Gazzettino, mini condono edilizio, la consulta boccia la legge del Veneto, c'è anche una fotografia, la fotografia di una chiesa, la foto centrale del Gazzettino Nazionale di oggi, l'interno di una chiesa. Per questo titolo, Padova, vaccino in chiesa ai settantenni, la chiesa di San Paolo, dove verranno fatte le vaccinazioni. Questa è la didascalia che spiega. C'è una sentenza, una donna, anche in appello è stata confermata la condanna a 2 anni per aver negato la chemio per la figlia malata di tumore per convinzioni personali. Queste vicende sono molto molto delicate. Torniamo al Corriere delle Alpi, davvero velocemente, adesso andiamo avanti a vedere, vi scorro un po' i titoli principali. C'è il calendario delle riaperture, sui vaccini regioni avanti in ordine sparso, il Lazio inizia a immunizzare i cinquantenni, Zaia la quarantena ai turisti stranieri, affossa il Veneto, Draghi ci ripensi, il decreto del governo non accoglie le istanze delle regioni, delusioni per la proroga del coprifuoco almeno alle 23, abbiamo detto, subito bruciati gli appuntamenti per i settantenni ULS, nuove date appunto sono stati bruciati, però come abbiamo visto sono stati messi a disposizione subito altri appuntamenti. La Carmela Palumbo, la dirigente scolastica regionale, la DAD, continuerà in molte scuole, ma tornino in classe almeno le quinte. Questo è l'auspicio della dirigente regionale veneta della scuola. Si arriva alle pagine di Belluno, che apre con il titolone sulle funivie, quello poi lanciato in prima pagina dalla fotografia. È stato chiesto, Zaia ha chiesto il rinvio delle revisioni degli impianti a fune, perché mancano i soldi per fare le revisioni. La giunta regionale solleciterà la proroga al ministro, e l'ANEF, che è l'Associazione Nazionale dei Funiviari, dice tanto ci sono i controlli periodici e la sicurezza è comunque garantita. Ripartono i cantieri sui siti valanghivi entro il 2022, territorio
al sicuro Veneto Strade e al lavoro nelle aree danneggiate da Vaia. Tavolini all'aperto, senza burocrazia, i comuni aiutano baristi e ristoratori. Dai licei all'ENAIP un'emorragia di studenti. Sbrissa professionale lancia l'allarme, a decine si accorgono di aver sbagliato scuola, ma noi non possiamo accoglierli tutti. C'è stata una corsa verso le superiori più, diciamo così, impegnative dal punto di vista dello studio, e molti ragazzi poi non ce la fanno e decidono di cambiare indirizzo. A Feltre gli organizzatori sono decisi, vogliamo salvare gli eventi sportivi. Sportful Dolomiti Race pronta ad adattare il protocollo. Slongo del Giro delle Mura, ideale riavere il pubblico, è fondamentale per le manifestazioni sportive. Arriviamo solo velocemente alle pagine della parte alta della provincia per vedere quali sono i titoli principali. E siamo a Cortina, pagina 27, il commesso conquista il cuore dell'anziana, orologi e gioielli in regalo per 350.000 euro, è la notizia con cui si apre la sezione di Cortina. Per Arolo scende in campo Mister Dinamite, deciso il disgaggio controllato con l'esplosivo, è già sul posto l'esperto Danilo Coppe, ha abbattuto i resti del ponte Morandi, lo abbiamo visto in azione anche sulla frana di Schiucazzi in Alpago, dove purtroppo le cose non sono andate benissimo per il tipo di terreno, speriamo bene. Va bene, allora con questa notizia io vi saluto, vi auguro una buona giornata, che sia una giornata buona fuori e dentro, perché abbiamo bisogno anche di di tenerci su con lo spirito, no? Dopo tutti questi mesi di tormento e ancora, insomma, dobbiamo stare molto attenti. Grazie, ciao a tutti, buona giornata.